Allora, eccoci qua, tornati nello studio di TV7 Match per questa ultima parte della nostra trasmissione dedicato diciamo così, ai lavori e all'inizio di questa 18ª legislatura. A Roma si sono iniziate le votazioni per la nomina del Presidente della Camera, Presidente del Senato e appunto ecco qua, vediamo alle mie spalle le immagini di Giorgio Napolitano che oggi ha presieduto appunto i lavori al Senato. Allora ascoltiamo proprio un brano del suo intervento di oggi in aula. Punto di riferimento non possono dunque essere oggi che le espressioni della volontà popolare che ne sono chiaramente scaturite. Il voto del 4 marzo ha rispecchiato un forte mutamento nei rapporti tra gli italiani e la politica, quale si era venuta caratterizzando da non pochi anni a questa parte. Si è trattato di un voto che non solo ha travolto certezze e aspettative di forze politiche radicate da tempo nell'assetto istituzionale e di governo del Paese. Esso ha messo in questione tradizioni, visioni, sensibilità che erano a lungo prevalse. Gli elettori hanno premiato straordinariamente le formazioni politiche che hanno espresso le posizioni di più radicale contestazione, di vera e propria rottura rispetto al passato. La contestazione è scaturita da forti motivi sociali, disuguaglianze, ingiustizie, impoverimenti e arretramenti nella condizione di vasti ceti comprendenti famiglie del popolo e della classe media, e in modo particolare ha pesato il senso di un cronico, intollerabile squilibrio tra nord e sud, tale da generare una dilagante ribellione nelle regioni meridionali, così come si è espresso nel voto. Sono stati condannati in blocco, anche per i troppi esempi da essi dati di clientelismo e corruzione, i circoli dirigenti e i gruppi da tempo stancamente governanti in quelle regioni. E queste reazioni hanno mostrato quanto poco avesse convinto l'autoesaltazione dei risultati ottenuti negli ultimi anni da governi e da partiti di maggioranza. In termini politici generali ha contato molto nelle scelte degli elettori il fatto che i cittadini abbiano sentito i vecchi partiti, i partiti tradizionali, lontani e chiusi rispetto alle sofferte vicende personali di tanti e a diffusi sentimenti di insicurezza e di allarme. Allora, ecco, questo ovviamente è un brano del suo intervento dove ha fatto un'analisi di quello che è stato l'esito delle urne. Allora, inizierei da Piero Cecchinato. Come commentiamo? Insomma, alla fine ha fatto un'autocritica, in fin dei conti, diciamo, siamo arrivati alla votazione dopo... Non ha fatto un'autocritica. Prego. Beh, sentiamo. Non ha fatta l'autocritica. Prego. No, c'è quella staffilata anche al PD che io sinceramente penso si sarebbe dovuto risparmiare. Ormai credo che il PD abbia compreso forse le pecche della campagna elettorale. Io mi trovo molto d'accordo per altri versi sull'analisi del voto. L'analisi dei dati grossolani dice che al nord ha prevalso la Lega probabilmente per la promessa di una minore tassazione e una forte insistenza su un presunto allarme immigrazione. Al sud invece il voto è diverso. Io non sono d'accordo su una lettura grossolana dei dati
che attribuisca la vittoria al Movimento 5 Stelle al Sud solo e esclusivamente per la fantomatica promessa del reddito di cittadinanza. C'è sicuramente, questo è evidente, i dati dicono chiaramente che nelle aree del paese dove la disoccupazione è più elevata il Movimento 5 Stelle è stato molto più forte, questo è chiaro. Però mi sembra un'analisi riduttiva, invece mi trovo molto d'accordo col fatto che questo voto sia stato in larga parte anche trasversale al Sud, è stato un voto di rivolta, vera e propria rivolta nei confronti di una classe dirigente che al Sud molto più che in altre aree del paese rispecchia effettivamente la peggiore classe politica, classe dirigente di questo paese. Si tratta di elite, chiamiamole così, chiuse, estrattive e non inclusive, circoli chiusi che si replicano nel tempo, autoreferenziali. È inevitabile secondo me la protesta così ampia, una protesta che tra l'altro io condivido, che capisco. Mi spaventa di più invece quella parte di elettorato che ha creduto e crede che certe promesse elettorali si possano mantenere nonostante le chiare difficoltà dei nostri conti pubblici. Certo. Sentiamo Vittorio Ivis. Ma io penso che il Presidente emerito, più che strigliare il PD, abbia dato una visione seria e anche molto saggia, come d'altro canto è il suo solito fare, del Paese, rendendo merito ai vincitori e anche facendo delle considerazioni equilibrate, tutto sommato sui limiti di chi risulta fondamentalmente sconfitto da questa tornata elettorale. Poi sappiamo che un po' per la legge elettorale, un po' anche per le stesse percentuali, adesso insomma siamo in una fase d'impasse e dire esattamente chi sono i vinti e i vincitori è un po' difficile. Comunque io credo che oggi viviamo una situazione di grande caos. La giornata di oggi secondo me segnala un punto importante, anche alla luce di tutto il dibattito che si è seguito sui giornali e che era propedeutico ad arrivare in aula, ossia l'assenza fondamentalmente di figure di alto profilo per queste Camere. Cioè, Paolo Romani è sicuramente un uomo di esperienza, anche con un suo profilo per carità, però in qualche modo ha delle debolezze che poi oggi si sono manifestate anche prima. E il resto dei nomi sono seconde file quantomeno, insomma. Un altro aspetto interessante è che potremo per la prima volta avere 2 presidenti delle Camere Veneti, per esempio. È un'ipotesi forse remota, però insomma in questi giorni stiamo vedendo anche questo. Poi il passaggio delle Camere è un passaggio che interpretiamo come propedeutico al governo e quindi una prova tra i 2 gruppi principali, quello della Lega e quello del Movimento 5 Stelle, oppure, come per esempio oggi si interrogava una persona autorevole con cui ho avuto a che fare, è un passaggio nel quale tutti si vogliono tenere libere le mani di chi sta in maggioranza, cioè tradotto né la Lega né il Movimento 5 Stelle né l'una né l'altra Camera alla fine, perché chi si prende una delle 2 Camere non prenderà la premiership. Quindi anche questo è un bel punto interrogativo. Una situazione composita molto interessante dal punto di vista di chi studia scienze politiche, tra le altre cose, ma anche per la politica. Molto meno e abbastanza preoccupante, seriamente preoccupante per il Paese. Certo. Ermanno. Ma io rimango allibito dalle parole di Napolitano, perché sembra che non sia successo niente. Allora io vado a memoria così un po' a spanne. Abbiamo un governo Berlusconi che salta, Napolitano chiama Berlusconi e chiede le dimissioni. Il perché è ancora un mistero. Questo signore Giorgio Napolitano non ci spiega, perché c'è una lettera che gira, che viene dall'Europa, da quale Europa non si capisce chi è che l'ha spedita, chi l'ha ricevuta. Il contenuto, salvo che voi non lo sappiate, io lo ignoro tuttora, e salta un governo legittimo. Non dico che facessero le cose bene, era un governo legittimo. Dopodiché inventa un governo inesistente, non eletto, e abbiamo Monti. Poi che abbia fatto bene, che abbia fatto male, ma non credo che questo appartenga a una visione razionale della nostra Costituzione. Dopodiché si va alle elezioni, viene eletto normalmente un Presidente del Consiglio che viene improvvisamente, per opera di questo saggio, defenestrato
E questo nuovo fanciullo che si chiama Renzi, abbiamo visto, perché non sto dicendo bene o male di Tizio, di Caio, di Sempronio, abbiamo visto la deriva che ha portato il Partito Democratico. Ma dove stiamo vivendo? Cioè, io vorrei che i nostri telespettatori facessero un attimo, si concentrassero su questo percorso. È un percorso normale e questo ci viene a raccontare, dopo che è stata inventata una legge elettorale che ha condotto a questo risultato, se la prende con la gente che non capisce. La gente non capisce. Capisce solo che viene dato un premio di cittadinanza, No, perché quando l'ha fatto Berlusconi col contratto agli italiani, vi aumento le pensioni, eccetera, non si è rifatto a questi discorsi. Sono discorsi tipicamente elettorali. Mi pare che non sia andato al nocciolo delle cose. Mi pare che non sia andato agli errori che sono stati compiuti prima delle elezioni, ma non compiuti all'ultimo momento, o l'impostazione della campagna elettorale. Uno nella campagna elettorale l'ha imposta come meglio crede, ma è una deriva che dura da 20 anni e mi pare 8 anni e mezzo ce l'ha messo del suo per continuare questa deriva. Questo è il mio commento nelle parole di Napolitano e adesso vorrei sapere se condividete questa linea di pensiero. Prego. Claudio. Io ho già ascoltato il pensiero di Napolitano più che altro, che poteva essere letto in un momento qualsiasi e andava bene ovunque. In senso negativo intendo, perché? Perché dichiarare che è stata la volontà del popolo, che è stata la volontà di chi ha creato una legge elettorale per eleggere persone predefinite e non nome e cognome scritto veramente dall'elettore. Questo è il primo punto. Secondo, vorrei sottolineare quindi una legge non democratica. Non democratica. Bene, grazie. Io non ho visto un elettore poter decidere chi votare. Una lista preconfezionata, come se in generale i partiti fossero delle associazioni, dove il nome da votare era il solito presidente dell'associazione, vicepresidente e segretario. Non è cambiato niente. Altra cosa. Ma mi sembra, scusi se lo suggerisco, che ancora adesso c'è ancora un deputato, un senatore che non si riesce a capire come riusciremo. Addirittura siamo arrivati fino a qualche giorno fa che c'erano 15 o 20 deputati e senatori che non si sapeva se... Qualche giorno fa c'era un parlamentare di Fratelli d'Italia, poi dopo no, guarda non sei tu, è uno della Lega, no guarda siamo sbagliati la mattina dopo, sei proprio tu. Cioè, qui siamo veramente alla barzelletta, siamo alle favole di Pinocchio. Poi dichiara, insomma, non è vero che non ci sono vinti e non ci sono vincitori, ci sono i vincitori in modo differente e i perdenti. Il PD, la sinistra ha perso. I voti del PD sono evaporati altrove. Movimento 5 Stelle e Lega, certamente non i Fratelli d'Italia. Sarà un voto di protesta, non sarà un voto di protesta, non sono bastati neanche gli ulteriori 70-80 euro promessi in busta paga. La gente è stanca. Quindi quando anche Napolitano dichiara che, si riferiva al sud, probabilmente alla Sicilia, che la gente quindi ha capito, cosa ha capito? Sono gli stessi elettori che per 40 anni hanno votato sempre gli stessi. Probabilmente non avranno ottenuto qualcos'altro in cambio. Non solo, ma gli eventi di questa sera, leggendo un attimino le notizie e venendo dal lavoro, sono che ancora non c'è un accordo definitivo per i presidenti delle Camere, del Senato e della Camera. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che questa nottata probabilmente verrà deciso qualcosa che comunque ci sarà reso noto all'ultimo momento di nuovo attraverso gli strumenti mediatici. Quando si parlava, il professore accennava alle fake news, nel campo giornalistico è pieno di fake news, forse è il problema principale della comunicazione odierna. Pertanto ascoltare tante esternazioni anche a livello giornalistico, dichiarazioni fatte al momento di molti politici,
fino a quest'ora qui non hanno nessun significato. Noi sapremo con certezza domani cosa è avvenuto. Anche questo è un altro fatto antidemocratico, cioè prendere in giro attraverso un determinato tipo di comunicazione i lettori, che poi sono gli elettori, porta a nulla, porta alla fuffa, porta a una coltivare idee vaghe che poi comunque verranno stravolte dalle decisioni che altri prenderanno. Quindi se la domanda era: è un tipo di votazione democratica? No. Sentiamo anche Paola Ghidoni cosa dice. Sì, io devo dire che sono rimasta profondamente colpita dall'esito di queste elezioni per il fatto che comunque c'è sempre la solita spaccatura fra nord e sud, e devo dire che questo mi ha fatto stare male come italiana, perché pensavo che ci fosse stato in tutti questi anni un miglioramento in tal senso, e invece il sud è ancora che rimane assistenzialista, ancora che crede alle favole, per così dire, e che pensa che ci debba essere un qualche intervento divino per sbloccare la situazione, cosa che, se non è accaduta finora, e non accadrà certo da adesso in avanti. Quindi il solito nord produttivo, che quindi spera in un abbassamento delle tasse, in un rilancio dell'economia, in un taglio della burocrazia, ma comunque che vota dando un segnale di cambiamento, e di cambiamento nel senso appunto di cambiare le cose in meglio in questo paese, e il sud che rimane invece ancora ancorato. Sicuramente il voto al sud verso i 5 Stelle è stato comunque un voto di protesta, non è stato solo per il reddito di cittadinanza, io credo, è stato anche per dare una scossa, perché sicuramente la classe politica se l'è meritato tutto sommato, in particolare al sud. Però comunque hanno scelto come voto di protesta un partito che in ogni caso aveva fatto delle promesse importanti dal punto di vista proprio dell'assistenzialismo, guarda caso. Certo. E devo dire che questo veramente mi ha fatto stare male, perché io invece speravo che le cose fossero un po' cambiate in tutti questi anni. Sentiamo cosa ha detto Di Maio ai suoi parlamentari. Sentiamo. C'è stata una disponibilità di sorta, ci sono stati tanti incontri, interlocuzioni, rapporti sia telefonici che di incontri con i capigruppo, con tutti i gruppi politici, e sembrava che tutto stesse andando nella direzione giusta. Poi a un certo punto è iniziata questa storia che Berlusconi mi vuole incontrare per forza, e io personalmente un Nazareno bis non lo farò mai, e non porterò mai il Movimento 5 Stelle ad una cosa del genere, anche perché il centrodestra aveva indicato in Salvini il suo interlocutore con le altre forze politiche, e noi con lui abbiamo parlato, come abbiamo parlato con Martina, come abbiamo parlato con Grasso. Ecco, queste le parole di Di Maio, appunto facendo un po' il quadro della situazione per quanto riguarda la ricerca dei nomi, diciamo, per la presidenza della Camera e del Senato. Berlusconi ci prova ancora? No, è giusto che ci provi, perché no? Siamo in politica, in democrazia, ha il suo spazio, è giusto che ci provi, e se è più bravo degli altri vince. Cioè la politica è come lo sport, dovrebbe essere, quindi chi corre di più vince, gli altri arrivano dopo. Quindi io non vedo che sia uno scandalo. Quello che torno al discorso di prima, che mi scandalizzi è che il presidente, l'ex presidente della Repubblica, senatore a vita, critichi gli elettori. Questo per me non lo posso accettare, oppure che qualifichi gli elettori.
il Sud si comporta in una certa maniera, ma il partito a cui apparteneva questo presidente, che ormai va oltre i 90 anni, quindi ha 70 anni di politica, non si è domandato lui, che è stato un rappresentante importante di un partito importante, che cosa effettivamente ha fatto in tutti questi anni e cosa ha suggerito e quali soluzioni ha dato, visto che le ultime, forse per l'età, ha preso delle decisioni un po' strane. Ecco. Quindi è giusto criticare gli elettori da parte di una figura così importante come un Presidente della Repubblica? Io lo chiederei a lei. Allora, no, io non sono d'accordo. Io, come dicevo prima, il voto degli elettori va assolutamente capito e compreso, perché al di là delle disparità fra le motivazioni di voto fra il nord e il sud, comunque è abbastanza trasversale, anche a prescindere dal livello di istruzione, è risultato abbastanza trasversale l'intento di dare uno scossone. Questo è chiaro, perché in Italia noi assistiamo a un immobilismo che ormai forse ha superato veramente ogni limite. Devo dire però che, come ci ha scritto un ascoltatore un attimo fa, ora io difesi il referendum del 4 dicembre, il referendum costituzionale, che aveva un sacco di pecche. Ora non è assolutamente il caso di tornare su quel referendum là, però noi dobbiamo dire, professore, una precisazione innanzitutto, che il nostro sistema, la nostra Costituzione non prevede l'elezione del governo, e non è che nella prima Repubblica i governi venissero scelti dal popolo, cioè noi abbiamo avuto qualche governo in più rispetto al numero delle legislature, e questo perché comunque noi abbiamo assistito dalla prima alla seconda Repubblica abbiamo assistito a continui rimpassi di governo, nuovi incarichi, governi bis, ter, quater. Questo però è il nostro sistema costituzionale. Io dico che il nodo della riforma costituzionale andrà affrontato, va bene anche se sarà questa legislatura così composita. Probabilmente una riforma costituzionale sarà necessario affrontarla per gradi, perché ci ha provato il centrodestra, ci ha provato il centrosinistra a proporre delle riforme molto organiche, sono state bocciate. Una riforma suddivisa per gradi, per 3 grandi aree, probabilmente quella invece è fattibile, ma probabilmente è possibile anche approvarla in Parlamento senza dover poi andare dagli elettori con un referendum confermativo. Poi, se posso permettermi un'altra cosa, proviamo a spiegare un po' agli ascoltatori qual è il gioco che si sta giocando, perché io vedo Salvini e Di Maio in continua campagna elettorale, questo è chiaro, loro sono molto bravi a fare questo loro gioco, sono un'area politica per quanto mi riguarda completamente avversa, però devo ammettere che sono molto bravi a fare il loro gioco. Il loro gioco oggi è quello di, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, rubare voti al PD, anche se non sta riuscendo moltissimo, perché gli ultimi sondaggi danno il PD in calo, ma non così tantissimo, non così tanto. E invece la Lega sta cercando di drenare voti da Forza Italia, e in questo sta riuscendo molto meglio, perché il sondaggio di ieri, ho letto un sondaggio ieri, Forza Italia è data a malapena al 10, avrebbe perso altri 4 punti percentuali, sono andati tutti alla Lega, che oggi è al 23, avrebbe guadagnato ben più di quello che ha perso Forza Italia, quindi hai una Lega al 23, un Movimento 5 Stelle al 34. Il gioco, secondo me, è chiaro: cercare di mettere all'angolo Berlusconi, e in questo oggi le ultime ore, come diceva lui, lo stanno dimostrando. Colpo di scena, Salvini propone un candidato di Forza Italia che non è Romani, e Di Maio dice: noi ci potremmo stare a un candidato come quello proposto da Salvini o qualche altro candidato dello stesso profilo. Berlusconi è infuriato e dice: la coalizione per me chiude qui e salta. Ma io credo che sia questo esattamente lo scopo, perché sia Di Maio che Salvini intenderanno proporre una maggioranza di governo. Questo secondo me è inevitabile. Io domani non credo assolutamente che Romani sarà il Presidente del Senato, assolutamente no. Quindi, se interpreto bene, stanno liberandosi dei pesi superflui. Assolutamente sì, ma in questo confortati dal fatto che nessuno vuole le elezioni adesso,
in primis Berlusconi. Gli elettori stessi nel sondaggio di ieri hanno detto che in larga maggioranza non vogliono tornare alle urne, ma ci credo perché comunque il Paese ha bisogno di stabilità. I neoeletti non vogliono andare a casa. I neoeletti è chiaro che non vorranno andare a casa e faranno di tutto per non andare a casa. E a questo punto il disegno è quello di presentarsi con una possibile maggioranza di governo, ma maggioranza di governo che ormai è veramente molto possibile, quella frega il Movimento 5 Stelle. E io ripeto, da una parte molto avversa, perché io coordinavo il gruppo di Padova di Più Europa, quindi eravamo sicuramente dall'altra parte politicamente. Però io auspico che un governo, Movimento 5 Stelle e Lega, si formi in Italia, perché io credo assolutamente che sia necessario al Paese, anche per far cadere il palco di certe promesse che sono state fatte e che sono irrealizzabili. Se questa cosa dovrà risultare traumatica per i conti del Paese, io credo che dovremo accettarlo, perché probabilmente di fronte alle promesse continue, a quello che chiamiamo populismo e demagogia, probabilmente ci si deve sbattere la testa, probabilmente ci si deve sbattere la testa per non ripetere lo stesso errore la prossima volta. Quindi io credo che hanno vinto, è giusto, secondo me è sacrosanto che il PD stia all'opposizione. Più Europa con i suoi 3 deputati e il senatore Emmo Bonino sarà chiaramente all'opposizione. Ecco, io vorrei sapere una cosa però, e lo chiedo a Gori, ma questi giovani, ecco, quindi siccome sono giovani sono incompetenti, questa è la voce che gira dappertutto, no? Riusciranno poi a creare un governo e gestire l'economia dell'Italia? Allora mi sono domandato precedentemente cosa era successo. Andreotti è andato al governo a 25 anni ed era vicepresidente, come? Sottosegretario forse, no? Era Sì, già sottosegretario vicepresidente del Consiglio dei Ministri, era il braccio destro di De Gasperi. No? Fanfani era giovane anche lui. Maroni, quando hanno creato la Lega, erano ragazzi che avevano una grande idea, che volevano portare avanti e fare un'Italia diversa, poi che dividessero il nord dal sud, vabbè, era una posizione politica. Renzi, un ragazzino, quando è entrato in politica. Poi i giovani effettivamente sono condannati perché sono giovani o hanno una possibilità di insegnare qualcosa a quelli che sulla sedia ormai si sono addormentati? Prego. Allora, essere giovani non è un handicap. Nella politica essere giovani è un vantaggio se i giovani che vengono eletti hanno anche un minimo di preparazione. Allora, poniamo che abbiano un minimo di preparazione anche politica. Andreotti aveva una preparazione? Sono periodi differenti, perché lei ha citato Renzi. Renzi le sue prime esperienze le ha fatte a Firenze e a Fiesole. Ma da ragazzino? Era crudo, però è cresciuto. Poi non discuto oggi, ma era un ragazzino. Abitavamo 5 km di distanza. Anche Andreotti era un ragazzino, è rimasto fino a 90 anni. Perfetto, quindi i giovani possono portare la loro esperienza, una visione diversa. Dagli una sfiducia a priori, perché? No, dargli una sfiducia a priori è soltanto perché possono far paura per i cosiddetti possessori di poltrone. La politica odierna deve essere un attimino, su tutti i fronti, deve essere un attimino veramente svecchiata. Quando parlava di rottamazione, Renzi ne parlava nel senso sbagliato, perché lui voleva solamente far fuori gli avversari, nient'altro. Ma tra l'altro uno dei più giovani onorevoli dovrebbe essere proprio della provincia di Padova, della Lega, 25 anni se non sbaglio, ma ci sono anche nel centro-sinistra, ci sono anche altrove. Pertanto domani ci sarà una novità a livello locale, non voglio accennare niente, però i giovani hanno uno spirito e una visione che va oltre quella di molti. Perché? Perché sono molto più moderni, anche vedono molto più da vicino le necessità che alcuni ormai non riescono più a osservarle perché si sono adagiati al loro modo di essere, ad essere diventati degli status symbol politici. Il Crocetta di turno o il napoletano di turno, per dire, no, va benissimo, sarà l'emerito presidente, però è possibile che ci debba essere sempre unicamente una visione vecchia, ostantia, di un'Italia che cresce
e che rimane al palo, dove poi, se lo vogliamo portare anche a livello economico, i giovani sono costretti a scappare ed emigrare. Non vorrei che dovessero anche scappare dalla politica, perché il problema di oggi è proprio l'allontanamento dei giovani dalla politica, perché i vecchi danno un cattivo esempio. Certo. Quindi demonizzare i giovani a priori, secondo me è soltanto un timore dei vecchi. Vittorio Ivis, la sua posizione nei confronti dei giovani, da giovane a giovane. No, è chiaro che... Potete dire qualcosa di più? O vedete questa politica che è un po', come dice, va a rilento, no? Ma io credo che non solo possiamo ma dobbiamo dire qualcosa di più, adesso, al di là del caso personale. È evidente che c'è anche spazio, secondo me, per i giovani in politica, ed è giusto che così sia, come è giusto che, insomma, il filo conduttore non è solo la competenza, che poi non manca, guardate, secondo me, a questo gruppo parlamentare grillino, e cito quello solo perché è quello che, insomma, anche per numerosità ne ha portati di più in Parlamento questa volta. L'altra volta eravamo noi, ma vedo che, insomma, c'è una certa omogeneità. Dopodiché, capiamoci, io dubito che il più giovane eletto della provincia di Padova farà il capogruppo alla Camera, per cui è anche il ruolo che effettivamente svolgono i giovani, perché portarli in Parlamento ma non metterli nella Camera dei bottoni, se da un lato può essere anche una protezione, un'opportunità per fare strada, dall'altro comunque è lasciarli in una condizione limitata. Posso interrompere? Però Facebook l'ha messo in piedi un 18enne. Sì, dopo ci sono anche i casi dei geni, giustamente. No. Come... Forse ci sono tanti geni che non riescono a svilupparsi e alla fine devono emigrare. Questo è il mio dubbio. Ma questo... Io credo che ci siano opportunità, sì, ma vengono tolte ai giovani. Sì, appunto. Se non do l'opportunità non riesco. Perché? Mi do una spiegazione. Perché nel Rinascimento esplode la cultura, esplode l'arte? Perché c'erano soldi e si dà opportunità a tutti di poter costruire e fare. Allora emergevano i geni. Se li opprimi non cresceranno mai, non è che uno perché è genio esce e diventa. Il problema è dare le opportunità ai giovani, metterli alla prova, poi se sbagliano pagano. Questo è il problema dell'Italia, ma questo è un altro paese. Per cui io darei maggiore fiducia ai suoi coetanei e a lei. Grazie. Beh, io penso che sicuramente se sbagliano poi pagano, un po' in realtà anche la storia di Renzi lo dimostra, c'è anche, come dire, un controsenso, perché oggi è rappresentante di un'istituzione proprio quella che voleva eliminare, ma sicuramente, insomma, ha avuto molto coraggio e poi gli italiani non l'hanno premiato. Sulle ragioni continuiamo ad interrogarci. Comunque io penso che sia giusto che i giovani si prendano anche un po' l'opportunità di dire la loro. In politica, per esperienza personale, reputo anche che, siccome qui stiamo parlando del vertice dello Stato, lo spazio più centrale anche nel quale si determina il futuro del Paese, non necessariamente la competenza e l'ambizione devono esprimersi subito da lì. Insomma, io credo che un percorso per chi vuole fare seriamente politica e dire la propria si può ricercarlo anche partendo da un po' più in basso e può essere propedeutico ad arrivare sicuramente ancora giovani in quelle sale, in quelle aule, però magari anche con la cognizione di causa di quali leve in particolare utilizzare per esprimere tutta la vitalità e l'energia che i giovani hanno e riuscire in intenti che sono strategici appunto per il futuro del Paese. Sentiamo anche Paola Guidoni. Sì, prego. Cosa ci dice? Io sono assolutamente d'accordo col professore e ritengo che invece in Italia bisogna proprio dare spazio ai giovani e penso che tanto peggio di quello che hanno fatto finora non possano fare. Comunque, al di là della battuta, credo che ci sia veramente un atteggiamento nostro di italiani nei confronti dei giovani che è proprio sbagliato. Io parlo da professionista. Nelle professioni un giovane è visto come uno che non sa niente o sa molto poco per partito preso, e lo dico per esperienza personale perché sono tanti anni che faccio questa professione, e questo secondo me è totalmente sbagliato, perché ci sono anche tanti professionisti di una certa età che alla fine non sono granché come professionisti, e invece noi abbiamo proprio la tendenza a qualificare
la bravura, la competenza sull'età, ma anche il fatto che per esempio nella pubblica amministrazione non si vada avanti per meritocrazia, ma si vada avanti a scatti di anzianità. Sì. Ma c'è proprio un'impostazione che penalizza la meritocrazia in tutti i settori. Io adesso l'ho un po' allargata. E non stimolano i giovani a crescere. Però è proprio così, e i giovani rimangono sempre là e non vengono mai avanti, e probabilmente creiamo anche dei frustrati, perché se uno è bravo, poraccio, e mai non gli diamo la possibilità di esprimersi, e quello lì diventa frustrato alla fine. E quindi un giro bisogna darglielo in Italia, in tutti i sensi, e soprattutto dalla politica. nella politica, perché è evidente che è quella che dà l'indicazione. E poi per forza che poi i giovani non si interessano di politica, e te credo, cioè dovrebbero essere masochisti per essere pure che si interessano a gente che invece li penalizza in tutti i modi. Certo. Senta Guidoni, invece, venendo invece a quello che sta succedendo, quello che è successo oggi a Roma, Sì. è il momento, come quello che ha descritto Cecchinato prima, siamo al momento della verità, c'è questa possibilità secondo lei che la Lega si sganci dalla coalizione? Io questo sinceramente non sono in grado di dirlo. Ma dal suo punto di vista, un governo Lega-Movimento 5 Stelle? Ancora non so se i tempi sono maturi. Quello che posso dire è che ho fiducia nel leader del mio partito, e mi pare sinceramente che si stia comportando da persona responsabile, visto che ha lasciato le presidenze della Camera dei Deputati e del Senato a partiti certo. senza chiedere niente per se stesso. Ma bisogna vedere se poi l'obiettivo è Palazzo Chigi. Paragonando il giovane Salvini con l'anziano Berlusconi, io voterei Salvini. Cioè a livello di età è molto più performante e molto più conservatore l'altro, e quindi io credo che il futuro sia più in mano a Salvini. Io parlo della persona, non che la politica che rappresenta, la capacità di proporre e di muovere istanze nuove ed avere il coraggio di prendersi la sua responsabilità e non far passare le carte giocando a rimpiattino. Certo. No, quello che volevo chiedere a Claudio Gori era se questa manovra di Salvini, appunto quello di sganciarsi dalla presidenza di Camera e Senato, non fosse per un obiettivo magari più alto, no? Intanto gli accordi ci sono tra il centrodestra e il Movimento 5 Stelle, e non tra la Lega e il Movimento 5 Stelle. Salvini, il più eletto del centrodestra, è il portavoce di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Detto questo, si è espressa oggi anche Giorgia Meloni. Qual è il nostro pensiero? Il nostro pensiero è che a volte, ma per il bene del Paese, bisogna anche capire quando è il momento di fare un passettino indietro. Ci vuole anche un attimino di responsabilità. Chi non capisce quando è il momento opportuno per il Paese di fare un passettino indietro, e allora si rischia di correre per puro egoismo oppure per riacquistare un potere che magari è un pochino diminuito. Però anche quando Di Maio prende un pochino in giro Berlusconi, riferendoci a prima, bisogna ricordarci che anche se il più giovane pensa di essere abbastanza preparato, deve sempre portare rispetto al più anziano, perché non possiamo dire che Berlusconi non abbia fatto a livello di azienda del bene al Paese con oltre 10.000 dipendenti, quando l'altro fino a 2 anni fa vendeva i gelati allo stadio. Cioè cerchiamo sempre di ricordarci un attimino anche di chi ha contribuito in un modo o in un altro, indipendentemente dai colori, per il Paese.
Detto questo, Salvini avrà fatto una mossa, è un contropiede praticamente, no? Per Berlusconi questo, per qualche fatto che a noi è sconosciuto. Ecco perché dico, è questa notte che si decide tutto. Che si decide, certo. Quindi la proposta del non romani, io credo che non sia stata fatta a caso. Non sia stata fatta a caso, ma non per mettere nell'angolo o da parte Berlusconi. Probabilmente è per calmierare la troppa esuberanza di qualche partito che il risultato auspicato non ha avuto. Certo. Andiamo un attimo in pubblicità, facciamo l'ultima pubblicità, poi abbiamo l'ultima parte della trasmissione. Quando torniamo sentiamo anche cosa dice Martina. A tra poco.